Oh, che bello, siamo di nuovo qua. bello. Grazie alle Ringraziamo il decine di pubblico. migliaia di spettatori che ci ascoltano. Ma No, è sì, vero, sono decine di tanti. migliaia. Sì, li salutiamo tutti. In una giornata tra puntate e replica riusciamo a fare 15.000, 20.000, per cui signori miei vi dobbiamo solo ringraziare. Grazie, e sono grazie. tutti qua fuori che ci aspettano. Ma non è vero, sono per a fare casa delle che ci foto con guardano, noi. ma E non te, è vero. te che non può mancare il mio saluto. E anche te. Ragazzi, e anche ma te. che devo fare? E tu, Ma è dell'artrosi tu, e tu sembra così, una ti cosa voglio mistica. bene. Aspetta, e tu? scusa. Vabbè. Amica! È normale che devo Possiamo salutare? andare? No. No. Chi è che ci toglie dai malanni? Lo zio Gianni, salutiamo lo zio Gianni. Hai Senti, visto che si è tinto i baffi, ce l'ha più scuri? è vero, sai, Sì, è andato anche le dall'estetiere. sopracciglia. È andato dall'estetiere e si è Dall'estetista. estetiere, lui non è di qua. Ma che È andato- c'entra? te lo dico io, L'estetista è così, sempre è si così. chiama, vabbè. Allora, oh patapatapo, oh di sapana, oh patapatapo. Oggi che ti richiama patapata? Non lo so cosa mi richiama, L'ingrediente più usato in cucina qual è? Va bene, la patata. Brava! E tu patata! Oh pita! Oggi facciamo focaccine. Com'è che è? Lo fai? Oh patapata! Oh pita! Vabbè, allora, dicevi, Oggi dai. facciamo Focaccine di patate. di patate. E la cassata siciliana però fatta con le patate. Ah, con le patate, un che piatto meraviglia. freddo e salato. Meraviglioso. E chissà, potrebbe essere un piatto da buffet. Una Ce lo siamo reinterpretazione, inventati così. una reinterpretazione, sì. Allora, iniziamo con, abbiamo fatto questo impasto. Sì, che cos'è? non è altro che patate, uovo, sale, fine e la farina. Patate, uovo, sale. E farina. E poi che fate? Lo fai con quello? Prima lo fai un purè e poi lo fai diventare così. Andiamo a preparare Sì. le nostre le focaccine di patate. Le focaccine di patate. Va bene? Andiamo a Ci pensare, serve, dai, ci innanzitutto sono. ci serve una padella, perché saranno cotte in padella. Io la vorrei proprio una focaccina Senza di patata. oggi te la faccio in questo assaggiare. momento. Proprio Oggi voglio te la di faccio una focaccina di Mi patata. serve questo e lo mettiamo qua. Sì. Andiamo a prendere il ripieno che non è altro che prosciutto, pepato e fontina. Prosciutto, guarda, tutto frullato. Tutto frullato in praticamente, modo che giusto? con la patata ci bagniamo le mani. Sì. Perché la patata è complicata, scusa Da un attimo. gestire un po', diciamo, nel suo Sì, impasto. è appiccicoso. Andiamo a prendere il contenitore dove mettere Dai, le nostre focaccine. prendiamo il contenitore e facciamo queste focaccine di Facciamo patate, qua abbiamo e detto. Facciamo le focaccine di patate. Questa, quindi. Dobbiamo innanzitutto posare, bagniamoci le mani, Sì. così, Ecco. prendiamo Un po' di questa purea, questa purea così, di l'allarghiamo, patata. prendiamo il ripieno. Mettiamo che dentro un andiamo po' di ripieno. a stringerlo così, vedi? Sì, A stringerlo bene bene nella mano. con le così, mani. E lo mettiamo qua. E lo mettiamo Prendiamo un qua. altro po' di patata. Ah, quindi la fai Ci ripiena ribagniamo questa le mani, focaccina, giusto? esatto. Ci ribagniamo le mani. Così. Bene, la fai proprio come fosse Ci una ribagniamo una le mani. polpetta, Esatto. però più schiacciata. Non è una polpetta, è una focaccina. Una ripiena. focaccina. Così. E la mettiamo. E la mettiamo qui. là, Mi metti un po' di olio, per favore? Sì. E lo spennelli, grazie. in tutta la teglia? Sì, me lo sono dimenticato prima. Basta, va bene? Spennella, spennella, brava. Muy brava, è brava, è brava, è Lo diventata so, dillo brava. alla gente che dice che Cioè, non so guarda, fare se niente. avete bisogno di qualcuno che vi viene a pitturare il muro di casa, Dillo. lei è brava. Vai, Ecco qui, pronta. vedi? Basta. E va bene così. Poi Noi facciamo, bagniamoci la mano. ci sempre. bagniamo le mani. Prendiamo, allarghiamo, Sì, cominocatoliamo, metti lì qui. Prendiamo. e metti un altro strato su. Mettiamo un altro, ci bagniamo la mano, se no la patata ci impiccica tutta. Bene. Passiamo così, gli diamo una forma E la mettiamo là. qua. Facciamo un'altra, dai, facciamo Ne facciamo un'altra. un'altra. 1, 2 e 3. Allora, Prendiamo questa, prendiamo la patata, la facciamo così, diciamo, prendiamo il condimento, lo mettiamo mettiamo il ripieno. qua, così. Prendiamo questa, un poco di più, io lo mettiamo Ecco, sopra. Ci e un bagniamo po' su. sempre la mano. Il gesto di bagnare la mano è importante. Per non se farla no non si appiccicare. stacca.
Esattamente. Ottimo, e sono lì. Adesso E ne come si facciamo procede? un'altra, ne Vuoi fare facciamo un'altra? un'altra, dai. Fanne un'altra, dai. Facciamo così. Questa qui. Ci bagniamo la mano. Sì. Prendiamo il ripieno. Lo stringiamo per bene. Sì. E anche troppo. Lo mettiamo così. Mettiamo così. Ci bagniamo Ci la bagniamo mano. la mano, Ricordatevi che ci bagniamo la mano. certo. E andiamo a posare quest'altra qui, così. Ci Così. asciughiamo la mano Sì, e diciamo che dopo aver fatto queste patate bollite, sì, le abbiamo ben bene fatte con uovo, farina e sale. sì, Basta così. Abbiamo fatto il ripieno di un trito di salame, di formaggio fontina, formaggio pepato e prosciutto. Basta. Basta così. Fatte le nostre focaccine, adesso che La bisogna cottura fare? della focaccina sarà in padella. Addirittura. Va bene? E quindi queste vanno Queste fatte vanno riposare messe un in po' e o un le pochino possiamo le facciamo riposare. già subito sì. cucinare? No, le facciamo riposare un pochino. Le dai. facciamo un po' riposare. Inna nanna. Le facciamo riposare inna nanna e no, ti è piaciuto? Poi Va ride lui bene. da solo, capito? Le focaccine le abbiamo preparate, Sì. ora dobbiamo preparare questa cassata al forno che sarà una sorpresa anche per noi. Dai, la voglio Te lo vedere. giuro, sarà una sorpresa Ci anche per sono. noi. Quindi, E allora, quindi prendiamo la carta forno che ci occorre. sì, Anche se andrà in forno, ma non per una cottura, più che altro andrà in forno per un assestamento, ok. perché è un piatto freddo. Facciamo così, mi dai un coltello tipo uno spelucchino? A te. Grazie. Lo sai che l'altra volta parlavo di te? E con chi? No, te all'arancia, te al limone, secondo il gusto. Con Che chi m'ha detto cretino. così? Con chi m'ha detto? Pieghiamo la carta perché cosa stiamo Ah, facendo? fai il tondo, quella forbice? Brava, sì. Prendiamo la misura, vedi che è qua, e tagliamo di netto così, guarda. Bella, 3, 4. bella. E voilà, vedi? La metti là. La mettiamo qui. Dammi quell'acqua. Vuoi bagnare un po' per far Sì, appiccicare? sì. Ok. Ecco qua, abbiamo Ecco fatto qua. questo fondo. Mi dai il cucchiaio grande, me lo dai il cucchiaio grande? Eccolo. Cucchiaio grande, cucchiaio grande, cucchiaio grande, me lo dai il cucchiaio Cucchiaio grande? grande, eccolo qua. Ecco qua. E andiamo a fare questa base, così. Bella. L'acqua mi serve sempre, Gioia. La lascio Quella qui. bullo con l'acqua mi Metto serve. qua? Sì, sì. Metto qua. Bagno la mano e faccio questo lavoro. Ecco. Un altro poco. Qui. E bagno la mano. Perfetto, quindi facciamo con la carta forno una base di questa purea di patate, giusto? Brava, brava, pure l'hai detto. Che ricordiamo, l'abbiamo messo solo patate, cos'era? Patate, uovo, Sale? sale e farina. Ok. E che non va più. A questo punto Sì. abbiamo fatto un ripieno. Come l'abbiamo fatto questo ripieno? E che ne so? Siccome è solo di ricotta, come se fosse una vera cassata, avevo paura della idratazione della ricotta che butta un Che po' abbiamo d'acqua, messo? ho fatto prosciutto, ricotta e formaggio cremoso. E formaggio cremoso, Va cos'è? bene. Quale formaggio? Tipo quella marca là che non la Ah, dice. ok, va bene. Dammi un cucchiaio, dammi un cucchiaio. Vabbè, formaggio spalmabile, dai. Sì, va sì, ho bene? capito. Questo di qua. E abbiamo fatto il ripieno, guarda. Questo lo togliamo, lo mettiamo di là. Ci bagniamo sempre la mano e facciamo questo lavoro. Me lo dai un altro poco, Daisy? Me lo dai un altro poco, Daisy? Un altro po' di questo? Di ripieno? Sì, 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 sì. Qua, grazie. Eccolo. Daisy. Perfetto. Eccolo. Ancora? Un pochino da questo lato, guarda, perché non si deve scontentare lato A e lato B. Assai pure, va bene. E abbiamo fatto questo E abbiamo il ripieno. fatto questo bel ripieno che abbiamo detto Così. prosciutto, formaggio spalmabile e ricotta. Brava. E copriamo di nuovo con la parmigiano, un po' purea. di parmigiano glielo mettiamo pure. Eccolo. Andiamo a ricoprire così.
ci bagniamo sempre la mano e andiamo a chiudere. e andiamo a chiudere. Vedi? E andiamo a chiudere. Un altro poco. Ancora? Sì, perfetto. Brava, questo qua e questo qua. Ecco. E abbiamo chiuso la nostra cassata. Ora, questa cassata non va in cottura perché mi va che sia un piatto freddo. E come la fai? La metti in frigo? Per cui la Scusa. mettiamo, no, la mettiamo in forno, Sì. non per farla cucinare, ma per farla addensare un poco, Ah. perché gli perde l'umidità. E Per quindi cui questo- diamo 10 minuti. 10 minuti, ma la cottura com'è? La temperatura del forno com'è? Lo mettiamo a 200 statico. 200 statico, va 10 bene. minutini. Ok, Ora che dobbiamo fare? Sai che facciamo? Consigli per i consigli. dai, Chi vivrà vedrà. consigliamoli. Consigli per i consigli. Ora prendiamo un piatto Dai. e iniziamo questo lavoro insieme al pubblico. E dico una cosa, riesce o non riesce, noi la lasciamo. Non ci interessa, Non la tagliamo. lasciamo così e l'assaggiamo. Comunque sia, l'assaggiamo. Brava. Prendi il piatto. Prendiamo il piatto e lo sforniamo. Ci sei? No. Ora, vorrei decorare come se fosse un piatto. Dai, una una cassata, come la facciamo? Facciamo così. Qui ci prendiamo il centro. Mamma mia, Così. fai la cosa tipo la Poi. frutta martorana. Brava. Mamma mia, ragazzi. Ma chi ve le fa queste ricette? Chi? Chi ve le fa? Puoi mettere questo per caso? No? Non c'è bisogno? No. Facciamo così, guarda. Siete scioccati? Facciamo Sono le nostre ricette. Eh? Sono le nostre ricette. Chi ve le fa queste ricette così? Chi ve le fa? Immaginate portare una cassata salata al tavolo così? Ti immagini tu? Potrebbe essere un bello antipasto da buffet, sai. Così. L'ultimo ancora. Qua tutte le signore che cucinano la domenica, scioccate i mariti domenica. Mm? O no? Esatto. Ecco. Per molte mogli i mariti già sono sciocchi di loro. Poi Poi cosa? dobbiamo dare un po' di colore. Che facciamo? Fai le striscioline quelle là. Così. 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 E così. E facciamo una, due, tre, Un tocco d'arte, un tocco d'arte. 4 e poi guarda, mi dai una pinzettina? Questa? Sì. Queste vuoi? Sì, sì, Vuoi questa? sì, grazie. Facciamo così, guarda. Ci sta. Senza pizzetti. Un tocco di colore ci sta. 2, senza pizzetti. Infatti ogni cosa sta pinzettina. Dai. 3, 4. Ci manca. Cosa ci manca? Un tocco di bianco. Brava. 1, 2, Mamma mia, ragazzi. 2, C'è anche una buona dose di arte qui, devo dire, eh? 6, 2, 9. Ci siamo? Nota che non ci metto questo perché questo è Mamma rettangolare, mia, questo è ragazzi, questo è rettangolare, ragazzi. Esatto, per Non questo. si sa. Così. Il piatto è pronto. Pronto? Va bene, pensiamo ora alle focaccine. Ci bagniamo Allora. la mano, Di nuovo? certo, lo prendiamo, lo riformiamo, facciamo una bella focaccina rotonda e voilà, E la mettiamo là, qua così. così, senza olio, senza nulla? Senza niente, così. La focaccina e voilà.
Bella. E voilà. Non si appiccicano così? No. Perché non si appiccicano? E che ne so. Perché abbiamo messo un po' di olio sotto. Ok. li lasciamo. E le lasciamo qua, così. Cucinare. Ok, Nel adesso frattempo che noi togliamo facciamo? questi. Togliamo un po' di cose. Queste Adesso le bisogna togliamo. poi girarle, giusto? Sì, però non adesso. Non adesso. E facciamo un bel recap adesso. Mi ricapi per favore? Aspetto te. Sì, ricappa? Ingrediente principe di oggi, Sì. la patata. Brava. Giusto? In tutte le salse abbiamo fatto una cosa, devo dire, molto artistica. Volevo dire Una. che non abbiamo messo nessuna salsa, comunque. Eh, Di. e quindi siamo bravi, giusto? Brava, sono tutte le salse. Cioè, senza. Che Certo. io ho detto io in tutte le salse. Vabbè, ma che c'entra? Era un modo per dire in tutti i modi. Che c'entra? Cioè, ma ti pare che io faccia il recap e tu vai a dire là alla telecamera non abbiamo messo nessuna salsa? Secondo me dovrei farlo perché se tu dici in tutte le salse e salse non ce n'è, scusa, come fai a Va dire? bene, ma è un modo di dire tutte le salse, ma che vuol modo dire? di dire, Va modo bene, di dire. comunque abbiamo fatto una cassata, ragazzi, che è veramente qualcosa di meraviglioso, molto bella e poi andremo a assaggiarla, vedremo certo, anche se se c'è. c'è. Se Secondo me c'è, Secondo lei me c'è. c'è. Quindi quelle ripiena, niente che di meno, come la cassata originale, Brava. di ricotta prima di tutto. Però abbiamo aggiunto la Philadelphia, vabbè, il formaggio spalmabile La- perché la ci... Philadelphia. La Philadelphia. La Philadelphia, il prosciutto e poi cosa abbiamo aggiunto? Cosa c'è? La fontina? E la fontina. E la fontina, abbiamo fatto questo trito e l'abbiamo composta proprio come fosse una cassata. E poi abbiamo fatto le focaccine di patate. Dai, spiegale tu Così. queste. No, spiegalo tu. No, spiegale tu queste, L'impasto è il medesimo. dai. L'impasto è lo stesso. Abbiamo lavorato con... sempre bagnandoci le mani Esatto. con l'acqua perché sennò la patata Si impiccichia. splasgan. Sì? Si splasgan. Ah, hai imparato a parlare, brava. E niente, quindi... E questa, ora ci vuole la pazienza per Ma portare in senti, cottura. c'era anche il ripieno qui. Come era fatto Sì, il ripieno? certo, Che non mi ripieno- ricordo più. Dai, Cosa che te lo c'era? ricordi, dai! Era lo fai quello? apposta per farmelo dire! Ah, era prosciutto. Dai, lo faccio apposta per farmelo dire, ma io non lo dico, lo deve sapere lei. Perché stai Così parlando capiscono che tu qui non fai niente. Ma non è dai. vero che non faccio niente, ragazzi. Vedi, e poi scrivono i messaggi. Ah, non sa fare neanche l'uovo. Non è che tu mi difendi, scusa. Ti ho difeso. Non mi C'è difendi. stato uno che ha detto secondo me non sa fare neanche un uovo. Io ho detto finalmente uno che mi capisce. E ti ho difeso. E questa è difesa. A oltranza. Questa non è difesa. E così. Bene, allora, vedi che tu le schiacci. Perché Certo, le- devi andare schiacciando in modo che anche la parte di ripieno si ripienizza. Va capito? bene, queste me le porto 2 a casa. Se me le Esatto. sistemi per favore in una Sì. vaschetta. Desidera altro, signora? No, basta così, abbiamo anche delle prenotazioni Grazie. qui. Grazie. Gentile signora. Vabbè. Allora, una da portare per un mio amico che è qui venuto a trovarci Sì. e 2 me le incarti in maniera che io così accompagni il pranzo dei Gentilmente, bambini. signora, non per offendere, Allora. dovrebbe fare lo scontrino prima. Vabbè, ma non c'è bisogno, Non qui c'è diciamo. bisogno, non c'è bisogno. Che puoi dire che Ah, non Ma c'è che puoi dire che bisogno, dai, che puoi scusami. dire? Non c'è bisogno, siamo in famiglia, Ho che parlato mai scontrino. palermitano in questa trasmissione. No, parla palermitano, Parlo un dai. po' palermitano. Allora, parla palermitano, spiegami tu che cosa ci abbiamo messo? cosa abbiamo messo qua. Allora, in palermitano. impacciamo le patate e le abbiamo impaccate che ci mettiamo la farina, un sale e un uovo. Però l'uovo deve essere a dina, non deve essere uovo a dina, no? E ci fa che così, ci fai l'anno palermitano, noi ci stacoliamo. Tu sei simpatico. Per cui, poi che ci mettiamo impaccavo tutto cuoce. Tutti E cosi. fece tutto cuoce. Tutti E cuosi. fece una specie di incappè di prosciutto, a fontina. Scusa, cos'è incappè? In Giusto per cappè, tutto capire. smische, Tutto mischiato, si dice così? Vabbè. In cappè Ok. e fece tutte cose così. Va bene. Gelato, chi si saranno cuocere una pareggia Allora, senza niente. siamo pronti? No, ancora no. I saranno cuocere una pareggia senza niente, così. E mano a mano li iniziamo. E li giriamo e Le li abbiamo giriamo. girate e le abbiamo rigirate. Bene, Ti posso parlare come mio zio Gianni? parla come lo zio Gianni. Allora pigliavi le patate e invece una paretta e questa paretta è bella cavola. Senti, sta avvenendo? Sì, io ti Bene. Si stanno assestando. Però la ma fare a raffreddare un A raffreddare, poco. va bene. Vabbè, ora iniziamo. Siamo li mettiamo pronti, in un ragazzi, piatto pronti. E facciamo a raffreddare e poi... Impiattiamo. E poi andiamo, perché sei nato un satista.
No, non si assaggia? No, ma chi l'ha detto che non si è stato assaggia? detto, è stato Dai, prendi il piatto, puliamo tutto, torniamo tra poco per Aspetta, no, l'assaggio. prima fammele mettere nel piatto. Mettile nel piatto. Così. Che differenza c'è tra un piatto quadrato e un piatto tondo? Dai, non me lo fare dire, smettila. dillo. Questo è quadrato e quello è tondo. Brava! Rita! Prendi. Ne sa una più del diavolo, ne sa una. Pronti? Sì, due. Però Gioia devono raffreddare. E vabbè, non c'è problema, nel frattempo Il dai tempo che noi un'ordinata qui, prepariamo, pulisci. Prepariamo, puliamo e ordiniamo. Con Pochissimo, permesso. tra poco. Tra pochissimo. Eccoci qua. Pronti, La nostra pronti. cassata e le nostre focaccine. Da dove E te vuoi le faccio iniziare? assaggiare. Iniziamo dalla focaccina. Dalla cassata. focaccina, una cosa più Dai, semplice, ti prendo dai. I piatti. Abbiamo detto che Siamo queste qua. vanno fatte un po' a raffreddare, Per cui giusto? prendiamone una. Mm. Dammi, ti aiuto. E voilà. Ecco. Questa la potresti mangiare anche così, sai? Che dici? La taglia a Così, metà? No, mangiala così. A focaccia così? Dai, sì, Ah, ma sì, pazzesco, sì, guarda, è sì, tipo focaccia. Sì, sì, mangia. No. Dai. No, Con che ci hai messo? Come le è fa? ripieno quello che ti ho detto, io l'ho detto prima, mi dici che ci hai messo. Non sta neanche attenta alle cose che faccio. Dai. Dai, per la madre. Ma perché tutto è filante, capito? No, l'assaggio tu, dai, lascia stare. Buonissimo, ragazzi. Ah, è venuto bene, eh? No. E poi c'è quel formaggio che Non so perché, vero? con quella cremosità della patata. Me ne Vabbè. posso andare? Posso A andare? posto? Possiamo passare avanti? Molto buona. Bravo. Perfetto, grazie. Completo dopo. Completa dopo. Questa la mettiamo Fammi qua. assaggiare quella cassata che hai E ora fatto. assaggiamo la cassata, guarda. Bella, Vediamo il bella. taglio se ci aiuta. Molto bella. Così. Metti il prosciutto crudo, metti il prosciutto crudo dentro. Ho Metti messo- la provola dentro. Mi dai che c'è un... Metti il pomodoro secco, Sì. guarda, mettilo qua così. Questa è la mia fetta. Dai. Che vuoi? c'è La una- paletta? sì, no, 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 questa, guarda. Questa. Aspetta, il taglio, il taglio, Mm. il taglio e il taglio. E il taglio. Guarda, guarda la crema dentro. Mamma mia. Guarda la cassata. Aspetta, aspetta. Registro. La vedi? Va bene, l'ha capito il registro. Va bene il registro. Va bene. Ecco qua. Allora, Dicami. No, tutta quella andava mangiata. guarda che c'è qua. Dimmi. Perché è salato, ma è freddo. Questa ci salutiamo. Quindi c'è quella particolarità. Sì. Andiamo? Dove andiamo? Niente, ci dobbiamo andare. Arrivederci. Che facciamo domani? A dopo. Mangiamo domani. Alla prossima. Che mangiamo domani. Ci vediamo. Grazie sempre di seguirci. Cassata di patate. 1 chilo di purea di patate. Un uovo. 50 grammi di fecola di patate. Per il ripieno 500 grammi di ricotta. 50 grammi di parmigiano. 250 grammi di formaggio spalmabile per la decorazione. 200 grammi di mortadella, una sola fetta. 100 grammi di prosciutto crudo, una sola fetta. Una scamorza bianca, una scamorza affumicata. Focaccine di patate. 1 chilo di purea di patate. Un uovo. 50 grammi di fecola di patate. Per il ripieno 300 grammi di prosciutto cotto. 300 grammi di provola dolce.